Alziamoci in piedi ed uniamo le voci, perché è tempo di sostenere la squadra della città per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Scende in campo Lendo City Genzano. Tra le difficoltà e qualche problema fisico di troppo, l'Eco City di Marin è attesa da una prova che può dare un sapore diverso al suo finale di stagione. Dopo 4 sconfitte consecutive davanti al proprio pubblico è il momento di ritrovare punti e certezze. Di fronte però c'è l'ostacolo più complicato, la Feldi del Figu Antonelli, solida e concreta, che con 3 successi di misura ha ottenuto ritmo a Napoli e Catania. E se vuole provare a soffiare la vetta a quest'ultima deve prima passare da partite come questa. Amici del futsal e della divisione, buonasera da Alessandro Brizzi e da Marco Di Fazio. Benvenuti al Palacesaroni. Eco City Genzano Feldi Eboli è il 26esimo capitolo di Serie A. Inizia ufficialmente il rush finale e noi iniziamo con leggervi le formazioni. Numero 2 Zaccagnini, 4 il capitano Sergio Romano, 5 Lara, 7 Taddeo, Brunelli ed Oliveira, 9 11, 12 Edo Di Ponto, 13 Bissoni, 14 Taborda, 21 Siddi, 27 Nem, 77 Micheletto. Per la Feldi 3 Dalcin, 5 Venanzio, 7 Caponigro, 8 Ugherani, 9 Liberti, 10 Salas, Calderoli e Caruso, 11 e 18, 20 Diago Lemos, 25 Di Stanio, Ezzi e Selusio, 27 e 77 per mister Luciano Antonelli. Foto di rito da parte di entrambe le squadre. E vediamo per l'Eco City, mi sembra di vedere lo start 5 con Di Ponto, Taborda, De Oliveira, Nem, e manca il quinto che è Tiago Bissoni. Liberti, Calderolli, Venanzio, Dalcin. I primi 4 per la Feldi Eboli e poi ci dovrebbe essere Caponigro molto probabilmente, ma adesso ci raccogliamo in un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa del Santo Padre Papa Francesco. Un forte applauso accompagnato dalla scritta "Per sempre grazie Papa Francesco". Adesso gustiamoci la partita e partirei subito, Marco, col chiederti in questo momento, all'inizio del rush finale, 5 partite rimanenti, cos'è che fa veramente la differenza? Buonasera a tutti. Dal punto di vista ovviamente dei roster, le formazioni cercano di arrivare al rush finale nelle migliori condizioni fisiche, ma soprattutto con tutti gli elementi. L'Eco City non ne ha ancora recuperati tutti, ha 3-4 giocatori importantissimi fuori, ma deve, come ha fatto in larga parte dell'anno, stringere i denti e cercare di prepararsi al meglio. Di certo arriverà quinta, sesta, settima in griglia, sarà veramente scomoda per le prime trovare una squadra di questa levatura. La Feldi è in crescita dopo la Coppa, ha ovviamente continuato con poche difficoltà a gestire continue vittorie ed è una big del nostro campionato.
È iniziato il match del Pala Cesaroni con il primo affondo da parte della Feldi, colpo di testa da parte di Liberti, rinvio per Di Ponto. Nem, primo pallone toccato dalla squadra di Genzano, prova con la pressione addosso a gestirlo Tiago Bissoni, poi palla in avanti, petto di Liberti, Bissoni mette il piede, rimessa in favore della Feldi Eboli. Pallone scucchiaiato e letto da Pablo Taborda, che secondo il direttore di gara non tocca, perciò il possesso torna ai padroni di casa con Nem. Taglio verso destra di Bissoni che viene a creare densità da questo lato. Adesso lei così prova ad arginare il pressing alto, bellissimo lo stop di Nem che mette giù. Ma bella anche la chiusura da parte di Calderolli che prova a distendersi, punta Giulio D'Oliveira in una zona di campo che non lo compete, piattone di Venanzio che attraversa l'area, è il primo brivido per la porta di Di Ponto. Bravissimo Calderolli nel break, rimane uno dei giocatori più intelligenti dal punto di vista delle letture del nostro campionato. Nem, Taborda, Bissoni. Isolato in avanti De Oliveira nell'1 contro 1 con Venanzio. Eccolo il pallone di Nem proprio per il numero 11 che termina a terra senza fallo per il direttore di gara. Taborda. Buca per vie centrali, De Oliveira verso Nem, poi di nuovo il numero 14. Nem, lo scavetto in avanti, spalle alla porta, tiene bene la posizione De Oliveira che poi scarica per Bissoni. Finta, Bissoni ce l'ha sul mancino, prova a lavorarla. È solo Nem, in area Nem. Ancora bravissimo Fabrizio Calderoli. Sì, però in questo caso diciamo la lettura poteva essere più rapida di Nem perché aveva luce per calciare, magari anche di punta per anticipare, era talmente vicino alla porta che avrebbe dovuto anticipare il tiro. Vediamo Bissoni dalla palla ferma, sporcata da Venanzio. Nem prende la porta, ma il tiro arriva debole e facile per Dalcin. Calderolli. Liberti, Calderolli, largo Caponigro, chiede il pallone Venanzio, continua a girarlo la Feldi con le istruzioni continue di mister Figo Antonelli. Liberti, Caponigro, Calderolli, Venanzio, piccolo scatto per prendersi la profondità, adesso si separa da Giulio D'Oliveira. Se ne occupa Taborda, centrale Liberti, 1-2 chiuso con Calderolli che trova il fondo, Liberti colpisce con l'esterno. C'è subito una cosa che ho notato, Marco, De Oliveira sembra seguire a uomo Venanzio anche in fase difensiva. Ma sì, a livello di Serie A ovviamente i duelli sono anche scritti prima, si lavora anche su concetti di coppia e quindi sicuramente due giocatori che si conoscono così bene, compagni di nazionale, giocatori protagonisti dei nostri campionati da anni. I rispettivi allenatori sanno che questa è la coppia della serata, poi magari si cercherà proprio di svicolare l'uno dall'altro in alcuni momenti dal punto di vista tattico, ma sarà difficile anche perché l'Eco City in quel ruolo ad oggi, per le defezioni di cui parlavamo, ha pochi cambi. Batte subito Bissoni, tocca Venanzio, si aggancia per un momento con De Oliveira ma è ripartita in contropiede la Feldi. Ottima la chiusura di De Oliveira che sceglie molto bene il tempo qui. Sì, stavo bravo Taborda nella chiusura, a temporeggiare, a portarsi dietro il giocatore della Feldi, in questo caso era Caponigro che non ha poi fatto la miglior scelta perché c'era una superiorità netta. Rimessa per Calderolli. Cerca un'idea e la trova verso Liberti, ancora mancino poco preciso, stavolta però finisce alto. Continua a costruire dal basso la squadra di David Marin con il 3-1. Bissoni, Taborda vede uno spiraglio in avanti per mandare il pallone dove però c'è solo Venanzio che prende la mira, colpisce Nem, poi Caponigro. Parata stilosa da parte di Di Ponto ma c'è stato il fischio prima. Primo fallo commesso dalla Feldi Eboli di Venanzio su Nem.
Prime mosse per mister Antonelli dentro Ezzi e Selusio. Fuori Venanzio e Caponigro, dentro il numero 27 che ha deciso l'ultima sfida di Serie A. Il gol segnato nel secondo tempo del 4-3. Bissoni batte verso Taborda. Largo Nem che riceve e prova a puntare Ezzi che è fresco. Duello tra Taborda e Liberti vinto dal 14 delle Cositi. Poi retropassaggio di Ponto. Lo attacca Ugherani. Il rimpallo favorisce le Cositi. Viene alta a prendere la Feldi. Palla nel vuoto. Ecco, qua cominciano le prime possibili differenze, ovviamente, che sottolineavamo a livello di roster in questa fase del campionato. Tutti i cambi da parte del roster della Feldi, il quartetto che ha iniziato delle Cositi è ancora in campo. Vediamo poi la gestione delle Cositi, che sa perfettamente che nei minutaggi oggi deve fare delle valutazioni di gestione. Vediamo Marin come ha impostato la gara dal punto di vista delle risorse. Tiago Lemos rischia un pochino qui sull'attacco di Taborda. Allora Dalsin preferisce mandare via il pericolo con un calcione verso la tribuna. Pallone che è uscito in zona offensiva per le Cositi. Nem si stacca, riceve De Oliveira, di nuovo da Nem, carica il mancino deviato da Lorenzo Ezzi e Dalcin si invola per la prima volta nella metà campo delle Cositi. Poi ci ripensa perché se ne è accorto Giulio De Oliveira. Tiago Lemos prende il tempo a Bissoni, poi imbucata dentro per Ugherani, se la ritrova De Oliveira, attaccato da dietro, pallone nello spazio. C'è tanto per correre per Tiago Bissoni, bloccato, anzi triplicato Selusio con il destro. Sul fondo, tanta intensità da subito. Sì, la Feldi ha nel DNA l'idea di andare a prendere immediatamente la palla nella pressione alta. Prima volta, hai detto bene, nell'uscita in power di Dalcin, con una situazione aperta in 2-2 sulle due parallele dei compagni, e la scelta appunto ovviamente in quel caso di uno dei due lati di competenza. Nem da Taborda, palleggiano i due, s'allarga De Oliveira, ancora spinto via da Selusio, secondo fallo segnalato dal direttore di gara. Questo pressing alto porta anche a questo, Marco. Sì, soprattutto Giulio De Oliveira sul duello dorsale è bravissimo, e quindi aveva già rischiato la Feldi in un primo fallo di Selusio. A tempo qui Siddi va a spingere Ezzi, credo fallo fischiato in favore della Feldi. Eboli, continua. Dico, già avevano rischiato lì all'inizio, l'arbitro aveva deciso di lasciare andare il contatto, però adesso comincia il terzo fallo, perché stavo chiamando il terzo fallo, sono passati solo 5 minuti effettivi. Eh sì, in effetti aveva dato il vantaggio e ha fischiato il fallo commesso nella metà campo delle Cositi. E quindi cambia tutto, perché 3 falli dopo 5 minuti di gioco possono pesare. De Oliveira si gira a destro addosso a Selusio, calcio d'angolo, il secondo per la banda di Marin. Si avvicina a Nem sul punto di battuta, Siddi resta staccato. Batte Nem, petto di De Oliveira, che poi tocca morbido, troppo morbido, è facile per Tiago Lemos, riconquista Siddi. De Oliveira, pallone di ritorno, e qui aveva perso il tempo, non se l'aspettava forse, recupera Taborda, mette in mezzo e non taglia nessuno. Pericolo delle Cositi, resta a terra Taborda. La Cositi adesso può scegliere di mantenere anche una pressione più alta, che ovviamente poi ti può portare qualche risorsa in meno, ma ti porta ad alzare il livello di contatto, e avendo 0 falli potrebbe essere una scelta intelligente. Taborda che non è entrata a contatto con nessuno, quindi probabilmente nel ricadere
Peccato per quella palla troppo arretrata su Siddi, che probabilmente, come ho detto prima, non se l'aspettava Marco. No, gli è capitata, esatto, una palla che probabilmente in quel momento non aveva immaginato. A lottare ancora sull'out di destra la Feldi. Selusio verso Tiago Lemos, gioca di prima, è molto bene la squadra di Figo Antonelli, recupera De Oliveira, palla nello spazio, Dalcin, marchio di fabbrica l'uscita. Doppio cambio intanto anche in Casa Cositi con l'entrata in campo anche di Matilara. Eccolo che va a occupare la fascia sinistra d'attacco, Siddi, Bissoni, Lara. All'indietro il pallone di Siddi, non lo può toccare Di Ponto, è facile facile, appoggia in porta il gol del vantaggio la Feldi Eboli su un errore dell'Eco City. 1-0 ha segnato Lorenzo Ezzi. Ha cercato Di Ponto di farla scivolare in angolo, è ovviamente un'ingenuità pesante e Feldi in vantaggio. Bissoni, Matilara a duello con Caponigro, lascia scorrere Venanzio, il pallone arriva dal Sin che esce dai pali, quasi zona tiro, allarga da Calderolli, occhi negli occhi con Siddi, Calderolli li va sul mancino, Calderolli mette al centro, respinge Di Ponto, De Oliveira prova a sviluppare un contropiede, s'appoggia la Matilara che sfida Ugherani, Lara mancino forte dentro, addosso al numero 8 delle Volpi. Calcio d'angolo, arriva De Oliveira sul secondo, Siddi la tocca, Lara piazza, in qualche modo allontana la squadra di Antonelli in fallo laterale. Siddi a battere, si stacca Bissoni, scavetto, riceve De Oliveira, sempre spalle alla porta, a uomo Venanzio, Bissoni, non si chiude l'1-2 proprio con il numero 11, perciò il pallone torna nella disponibilità di Dalcin. Calderolli accetta il pressing anche l'Eco City in questo momento, Venanzio è bravo a chiudere l'1-2, tocca Nem, la rimessa è comunque in favore delle Volpi. E così adesso deve mantenere la testa perché l'1-0 non era nell'area, era una partita molto equilibrata, quindi adesso non deve subire un contraccolpo che sarebbe esclusivamente psicologico. Calderolli se ne porta due a prezzo e poi il destro da parte di Venanzio che colpisce forse troppo d'esterno e il pallone si perde sul fondo. E adesso c'è l'esordio ufficiale di Leonardo Brunelli con la maglia dell'Eco City, torna in campo dopo praticamente un anno fermo. Marco, Giocatore di livello assoluto, un bene che rientri per il campionato italiano e vediamo, ha fatto tutto il percorso di recupero, adesso ovviamente avrà un minutaggio relativo, però ci auguriamo assolutamente che sia tornato il Brunelli che conosciamo. eccolo Leo Brunelli, Bissoni, si prende la profondità Brunelli, non riesce a pescarlo Lara che gira ancora da Bissoni, torna a destra dal numero 9, Lara palleggia la squadra di Marin, Brunelli, Lara, Brunelli in avanti, Dalcin ha tutto il tempo per stoppare e ripartire, Caponigro, ancora duello che si rinnova tra Lara e Calderolli, stavolta il 5 stende il numero 11 di Antonelli, primo fallo commesso dall'Eco City. E come dicevo, Brunelli anche per l'alternanza e per far rifiatare un bomber come Giulio De Oliveira, perché prima ci si metteva qualcuno di adattato, si cercava di arginare questo problema, adesso c'è un altro bomber di peso. Assolutamente, infatti non sarebbe una scelta
di ripiego o comunque un secondo che entra al posto di Gio Oliveira, ma entra un giocatore di uno spessore assolutamente notevole, che ha solo bisogno di tempo, perché poi fisiologicamente dopo un infortunio del genere ha bisogno del tempo biologico per recuperare. Venanzio a contatto con Bissoni, Nem bravo, infila la gamba e si porta via il pallone, poi calcia senza guardare per allontanare Ugherani e diventa quasi un tiro il suo. Brunelli, Nem, sembra insuperabile Calderolli in questo inizio. Rimessa laterale per l'Eco City nella zona della panchina Feldi Eboli. Mati Lara contro Ugherani. Un passo indietro, Nem per Brunelli, Venanzio, arriva Lara che col mancino prova a calciare, a sorprendere dal cin. Il pallone finisce alto. Ci avviciniamo alla metà della prima frazione di gioco. Intervento sul pallone di Mati Lara. Poi Venanzio glielo risoffia. Venanzio destro-sinistro. Brunelli difende e si prende il fallo laterale. Adesso Marin rimette Taborda a dirigere la difesa. Nem, Bissoni, Taborda. Arriva Brunelli, tacco verso Bissoni che si è mosso alle sue spalle, gliela sporca Ugherani in fallo laterale. Poi pallone non gestibile per Taborda da parte di Nem. È entrato anche Salas tra le fila della Feldi. Thiago Lemos cade sul pallone, poi recupera. Si passa da Selusio. Non riesce qui ad infilarsi Liberti. Poi Nem, Liberti non la salva. Rimessa laterale per l'Eco City. È da notare come la Feldi anche con 3 falli non abbia abbassato la pressione, ma quantomeno l'aggressività. Comunque ha fatto una scelta ovviamente intelligente sulle preventive, non ha più messo il piede né rischiato né messo nelle condizioni l'arbitro di avere un dubbio. Qui brivido per Nem con il pallone intercettato da Thiago Lemos mentre si era allontanato dai pali di punto. Taborda, De Oliveira, Pablo Taborda, inserimento di Bissoni, arriva anche a De Oliveira, il pallone sfida Selusio, De Oliveira va sul mancino, De Oliveira prova a metterla al centro dove arrivava Nem, interviene dal cin, poi Bissoni con la spalla. Thiago Bissoni. Di prima l'Eco City sviluppa di nuovo verso Giulio De Oliveira, arriva dalle retrovie Bissoni, il pallone è verso Nem da quest'altra parte. Nem, tacco, De Oliveira, calcia, deviazione di Selusio e si va di nuovo dalla bandierina. Si muove Nem sul secondo palo, Taborda al volo! Meraviglia di Pablo Taborda che rimette in piedi l'Eco City, 1-1. Ottima la scelta sul doppio taglio, la palla in uscita, coordinato Pablo Taborda, trova l'angolo giusto. Si torna in parità al Pala Cesaroni al minuto 11 del primo tempo, sempre con una palla inattiva. Ormai l'abbiamo detto così tante volte che non è una novità.
Salas, Selusio, Liberti, centrale Thiago Lemos, va in profondità, Liberti, rimpallo che favorisce Selusio, va a memoria dall'altra parte, Selusio, Di Ponto, paratissima di Di Ponto che è andato anche in preventiva, si è buttato prima Marco ma ha fatto un miracolo. Bisognerebbe fermare la partita per far gridare il nome Di Ponto, Di Ponto. Calcio d'angolo già battuto, interviene Taborda, rimpallo che favorisce De Oliveira, arriva da dietro Salas, De Oliveira che probabilmente qui cercava il fallo, Nem accelera, prova a prendersi il fondo, mette il piede Ugherani e fa rimpallare il pallone sul 27 dell'Eco City. Dalcin scarica su Salas, anzi Selusio, pardon, forte sul secondo palo, alza un campanile Taborda, non controlla come vorrebbe Siddi. Adesso Marin ha cercato di fare un tunnel a Salas, i due scherzano e ridono. Salas punta Siddi, lascia partire la conclusione, deviata, Siddi in una gabbia, prova in qualche modo a saltare la pressione, arriva anche Nem, doppio rimpallo, rimessa per la Fel di Eboli, sempre da quella zona. Selusio verso Ugherani, bello qui lo slancio di Ugherani che con lo scavetto ha preso il tempo a De Oliveira e arriva anche il primo time out del match. Noi ci fermiamo per qualche secondo. Si torna in campo con il rinvio di Di Ponto sulla profondità, prova l'aggancio e Oliveira riesce soltanto a toccare il pallone. Calderolli comincia ad impostare Ugherani in due su di lui, pallone in tribuna. Calderolli esce forte da Borda, spazza via Nem in calcio d'angolo, ottimo intercetto per salvare il pallone verso Calderolli, tutto solo sul secondo palo. Sta salendo poco Dalcin rispetto a come siamo abituati a vederlo sempre nelle scelte power. Vediamo se è una valutazione. Forse con la spalla qui De Oliveira ad allontanare, Venanzio la sposta all'ultimo, Calderolli. Sale ora Dalcin, invade la metà campo dell'Eco City, il tocco di Venanzio è sbagliato, De Oliveira se lo mangia, pallone sul fondo, non so se c'è stato il tocco con la testa addirittura di Dalcin. Sì, è stato bravissimo a frapporsi col corpo. Quinto di movimento, entra Siddi con la maglia dal power play, batte all'indietro per Taborda. Nem, Taborda.
Pablo Taborda. Vediamo la decisione, perché Taborda è molto basso, se è un 5 contro 4 sicuramente per attaccare, perché non manca poco e né Lecositi è a rischio fallo, quindi vediamo quali sono le scelte e anche la tipologia di difesa che farà l'Eboli. Sembra quasi che Lecositi stia cercando di stanare la squadra del Figo Antonelli. La attende in palleggio. Vediamo lo sviluppo. Non rischia la giocata Lecositi, ma non rischia, sta aspettando la pressione dell'Eboli, che però in questo momento, ecco, forse piano piano vediamo quali sono le scelte. c'è Calderolli pronto ad uscire tra Taborda e Nem. Ancora Nem verso Taborda. Si continua così. Bello anche il duello tra due grandi amici, Ezzi e Siddi, qui sul lato destro. Adesso lo lascia libero Riccardo Siddi. Esce Venanzio su di lui, costretto a tornare indietro. Ancora Siddi verso Nem. Taborda. Sta salendo la pressione dell'Eboli. Nem dall'altra parte. Ugherani con il destro. Quasi centra la porta da lì. E adesso Marin rimette Di Ponto tra i pali. Pablo Taborda. Tacco di D'Oliveira, Taborda al centro, non segue Matilara. E il pallone scivola via tra Ugherani e Dalsin. Ezzi. Calderolli. Occhio qui alla pressione. Il tocco finale di Taborda, poi per poco non ci arriva De Oliveira. Calderolli. Intervento di Matilara, bello sul pallone. Ruleta di Taborda, poi verso Lara. Calderolli. Ma qui col terzo occhio l'ha visto questo pallone. Cercavano di capirsi in campo Calderolli, che parlava con la panchina delle Lecositi. Taborda. Occhio a Venanzio, intanto palla nello spazio per Ezzi, l'uscita di Di Ponto. Vediamo la decisione. Va anche Dalsin a protestare con il direttore di gara. Vediamo il replay. Non si riesce a capire bene. Sembrano arrivati tutti e due sul pallone. Adesso servirebbe un replay migliore per capire chi tocca per primo. Ma la rimessa è stata assegnata all'Ecositi. Perciò per l'arbitro l'ha toccato Ezzi il pallone. Era comunque in piena visibilità. Lara. Taborda. Di Ponto. Forte e basso. Lara gestisce in avanti Taborda, si fionda Nem sul pallone a duello col Calderolli, la tocca Nem, poi il contrasto ed entra la sfera, ma c'è fallo su Dalsin da parte di Nem. Disperato De Oliveira. Adesso tanto caos al Palacesaroni. Tra le due panchine. Rosso per Yuri Elisei, che è andato a protestare dal crono. Ecco il replay. Tocca Nem e poi anche in questo caso non si capisce se tocca il pallone Dalsin.
In quel caso sarebbe carica. Fatto sta che il pallone rimpalla addosso a Nem ed entra nella porta. La lettura dei direttori di gara è quella che conta di più alla fine. Si rialza l'estremo difensore della Feldi. Sai Marco, non capisco se questo sia un time out chiamato oppure le squadre se ne sono approfittate del momento. Sicuramente si è alzato fortemente il nervosismo per due episodi sui quali gli arbitri hanno avuto una decisione immediata, i due arbitri più vicini, però sono due decisioni entrambe che portano degli strascichi perché sono fortemente dubbie. E soprattutto fanno innervosire la partita in questo caso. Sì, assolutamente, una partita che non aveva avuto nessun motivo per innervosirsi. Vediamo questi 4 minuti. Selusio, si ricomincia a giocare. Liberti, tra le linee, arriva l'inserimento di Selusio, il pallone verso Calderolli, ultimo uomo. Punta Nem, che tocca e sporca il pallone al numero 11. Rientra Dazin. Sentite il pala Cesaroni. Fabrizio Calderolli si prende lo spazio per il tiro e spacca la traversa. Occasionissima. È partito un missile dal destro di Calderolli. C'è Caruso adesso in attacco a fare da pivot, accoppiato con Pablo Taborda. De Oliveira viene in appoggio Nem. De Oliveira. Occhio perché adesso non c'è un vero marcatore sul numero 11 dell'Eco City. Palla profonda verso Matilara. Leggermente imprecisa, ringrazia comunque il numero 15. Sì, Giulio De Oliveira che poi non è rimasto solo prettamente in zona pivot, ma sta rientrando a giocare palla, permettendo ovviamente agli altri compagni di andare a occupare la zona pivot. Batte Caponigro, Dalsin chiama il lancio a Caruso, il pallone è forte, Di Ponto s'arrampica e tocca per ultimo. Anticipato Caruso, che è anche l'ultimo a toccare. Rientra Bissoni al posto di Lara. Da sinistra a destra l'Eco City, palla a memoria di Nem. Non ha seguito l'azione in questo caso Giulio De Oliveira. Nel frattempo vi aggiorniamo che la Roma ha vinto 4-3 con il Vitulano Manfredonia. Nella partita delle 5 tra Sandro Abate e Meta, la capolista ha allungato di altri 3 punti, mentre momentaneamente l'L84 è in vantaggio 2-1 in casa contro il Napoli e anche il Sala Consilina è in vantaggio 1-0 davanti ai propri tifosi contro la Pirossigeno Cosenza. Ma torniamo qui al Pala Cesaroni perché c'è l'Eco City che attacca con Taborda che ha un po' di spazio. Preferisce scaricare su De Oliveira che poi viene incontro a Bissoni. De Oliveira si isola 1 contro 1 con Selusio, blocco De Oliveira, mancino
riflesso di Dalcin. Sì, due splendide esecuzioni, sia quella della giocata da pivot di Giulio Oliveira, sia la spaccata di Dalcin. 1 minuto e 43. Bissoni. Taborda non riesce lo scarico di prima, ma ritrova il pallone e lo gioca di nuovo il numero 14 De Oliveira. Tanto spazio, doppia deviazione ancora Dalcin, miracoloso. Selusio, sta già ripartendo la Feldi. Selusio, esterno del piede, Bissoni allontana il pericolo mettendo il pallone in calcio d'angolo. Rieccolo il cambio di Oliveira a Brunelli. Al volo Caponigro si coordina e non va lontano dalla porta, e nel frattempo il Napoli pareggia a Torino sul campo dell'L84. Nem. Brunelli, lancio per Nem che prova ad allungare la gamba. Pallone che era già uscito. ...60 secondi. Si stacca Dalcin. Bello l'esterno in avanti sulla profondità, dove va a lottare Ugherani. Corpo a corpo con Bissoni, non c'è fallo, si perde il pallone, anzi Caponigro, pardon. Fallo laterale per l'Eco City. Adesso Caponigro dà il cambio a Venanzio. E Calderolli si rimette largo a sinistra. Contatto diretto con Nem. Bello il lancio di Nem. Brunelli pizzica. Non riesce a sentire la porta alle sue spalle. Calderolli, a terra Nem nel contatto con Salas. Calderolli di Ponto lo attende sul primo palo e mette il pallone in calcio d'angolo con uno schiaffo. Altra opportunità. Salas al volo, colpisce d'esterno. Il DS Brunelli, controllo orientato, arriva alle sue spalle Venanzio. Di nuovo Salas verso Calderolli, sfida Taborda, il 14 mette il muro. Fallo laterale. Intercetta Taborda su Thiago Lemos, prova a ripartire, tiene il pallone in campo, Nem allontana ma concede il calcio d'angolo alla Feldieboli a 12 secondi dalla fine. Bravo Nem ad andare in traiettoria sul passaggio verso Venanzio. Vediamo se sfrutterà questa occasione la Feldi. Altro pallone verso Venanzio, 10 secondi da adesso. Thiago Lemos ricomincia da Dalcin, 4 secondi, deve sbrigarsi il numero 3 che calcia, stoppa di Ponto e finisce anche il primo tempo 1-1 tra così di Genzano e Feldieboli. Partita bellissima. A tra poco.
Si torna in campo al Pala Cesaroni, 1-1 nel primo tempo tra Ecocity Genzano e Feldi Eboli. Le reti segnate da Ezzi e da Pablo Taborda, che ha pareggiato all'11°. Sul pallone Giulio De Oliveira. Partiti. Bissoni, Nem. Pablo Taborda. De Oliveira parte dal basso per venire a legare il gioco. De Oliveira profondo verso Nem. Bello lo stop di petto, ma il pallone era uscito e quindi il sinistro di Nem diventa inutile. Comunque era uscito dallo specchio difeso da Dalcin. Liberti. Dalcin. Venanzio tocca ma il pallone esce. Pablo Taborda verso Nem. Taborda. Bissoni. Siamo nell'area di rigore dell'Ecocity, che esce con questa palla profonda per Bissoni, che si aggancia con Caponigro. Contatto regolare. Liberti. Calderolli. Eccolo qui Caponigro. Duello con De Oliveira, fa un passo indietro. Calderolli si allarga. Liberti, se ne occupa Bissoni sulle sue tracce. Liberti. Si muove Venanzio da pivot, poi appoggio. Caponigro sul fondo. Primo tiro del secondo tempo è in favore della Feldi, c'è stata anche una deviazione e quindi calcio d'angolo. Calcia forte Caponigro, alta deviazione e quindi l'attenzione si sposta dall'altra parte del campo, alla tribuna di fronte a noi. Calderolli stavolta a battere. Resta staccato Venanzio che va sul secondo palo, il tocco è per Liberti, corto. Calderolli al centro, devia Bissoni, si rimane lì. Liberti. Venanzio. Manca lo stop Calderolli. Viene comunque premiato Caponigro, che poi è bravissimo a far rimpallare il pallone su Taborda. Calderolli verso Venanzio, che si muove alle spalle di Taborda. Caponigro si allunga di troppo il pallone, allora De Oliveira arriva lì, se lo riprende e lo scarica su Taborda. Nem. De Oliveira. Arriva anche Bissoni. Taborda. Vicina l'Ecocity a giocare questa sfera, questo possesso. Rimpallo favorevole agli aranciονeri, fallo laterale in zona offensiva, con Bissoni sul punto di battuta. Pallone scodellato, troppo corto. De Oliveira vince il duello aereo, poi Taborda si rifugia da Di Ponto. S'arrampica Calderolli con il destro, muove verso Liberti, si scatena il numero 9 assistito da Venanzio, torna all'indietro Calderolli. 1 contro 1 con De Oliveira, la sposta Calderolli ancora. Di Ponto attento, lo aspetta sul primo palo. Calcio d'angolo. Marco, l'atteggiamento delle due squadre in questo inizio di secondo tempo? Sì, la Feldi Eboli è partita con un atteggiamento similare a quello del primo tempo, su una fase di possesso che ancora non riesce a impensierire fortemente un Ecocity molto quadrato in fase di non possesso, che sta cercando di lavorare, come in questo caso, su una ripartenza dinamica per sfruttare delle ripartenze propositive, dinamiche, verticali
e continuare un filo che abbiamo già letto nella prima parte di gara. Lancio per Caponigro con il petto, la freddezza di Edo Di Ponto. Poi De Oliveira rinvia addosso a Liberti. Fallo laterale per l'Ecocity. Se ne sono andati i primi 3 minuti. De Oliveira. A duello con Venanzio. De Oliveira in appoggio su Nem. Taborda, Bissoni, Taborda destro. Calderoli arriva sempre. Calcio d'angolo. Corto De Oliveira, riesce a girarsi a servire Nem, la finta, Nem col destro, salvataggio incredibile di Caruso. Che difende dal Cin, Bissoni, da Taborda che ci riprova, Venanzio in scivolata. Bravissimo Venanzio, perché Taborda l'aveva incollata perfettamente, una palla destinata all'angolo opposto. Bravissimo Venanzio che in scivolata si è opposto ancora calcio d'angolo. Vediamo Bissoni, stavolta parte Nem da fuori. Pallone teso al centro, se l'aspettava fuori la Feldi ma riesce comunque a ripartire in 3 contro 2. Calderolli, stop orientato, poi si accompagna il pallone lungo l'out laterale sotto gli occhi di Mr. Marin, che cambia Bissoni con Siddi. Taborda da Siddi, Nem, bello 1-2 nello spazio, Nem arriva prima di Dalzin, Nem alza con un cucchiaino morbido morbido, non c'è il tocco dell'estremo difensore della Feldi, perciò rinvio dal fondo. Si è salvata qui la squadra di Antonelli. Bellissima la palla nello spazio, Di Ponto con la mano destra bassa riesce a respingere Ezzi. Vicino alla doppietta il numero 27. Taborda, Siddi, dal basso l'Ecocity, Nem è partito, Nem in mezzo a tutti, Nem passa, poi Ezzi vince il duello tra 27. Ma non c'è un attimo di pausa perché sta già ripartendo la squadra di Antonelli. Selusio va largo, arriva Caruso, Caruso in area di rigore, si gira ma non riesce a mettere al centro per nessuno, e allora Taborda dall'altra parte, forse qui un po' troppo frettoloso nel servire i Siddi. Arriva Ezzi che si prende il fallo. Sì, quelle sono scelte che ovviamente vanno fatte in un microsecondo. Si stava sovrapponendo Giulio Oliveira per avere poi sulle fasce un mancino e un destro ben aperti. Taborda ha scelto di infilare palla e è stata intercettata. Primo fallo della seconda frazione. Dopo 5 minuti rispetto al primo tempo in cui la Feldi ne aveva già commessi 3. Galleggia lungo la fascia sinistra il solito Diago Lemos. Qui Ezzi non si intende con Selusio e si dispera. Batte Lara su Di Ponto, pronta al lancio per De Oliveira, colpisce male Edo Di Ponto, ma è comunque fortunato perché il rinvio scordinato di Caruso premia l'Ecocity con un fallo laterale. Va a battere Di Oliveira, Mati Lara passa su Thiago Lemos ma non sul 18. Caruso, Bissoni, Siddi, Lara, scucchiaia Siddi, vince il rimpallo, De Oliveira verso Siddi con il destro, trova Dalcin, poi Siddi, anzi Selusio sulla riga di porta, Grazia
la pel di Eboli che poi riesce a ripartire con Caruso, 1 contro 1, Caruso cestina, un gol già fatto, 1 contro 1, occasione da una parte e dall'altra, si è aperta la partita. Sì, anche perché andando avanti vedremo con questi break ovviamente anche un filo di stanchezza può pesare e si incendia la partita, 2 situazioni clamorose in 5 secondi. Tirato giù di Oliveira senza fallo, si continua. Bissoni, poi torneremo su questi 2 episodi. Matilara, tacco di Siddi a liberare Bissoni, trascina il pallone verso Lara, si alza il rumore del Pala Cesaroni e ti dico Marco, se da una parte Siddi probabilmente se l'è trovata sul piede non suo, quindi un tiro che è da dimenticare, ma comunque ci sta. Dall'altra parte Caruso aveva tutto il tempo e tutto lo spazio per spiazzare Di Ponte. Sì, lì c'è stato un break importante e Siddi e Giulio D'Oliveira stavano per concretizzare e come hai detto bene, anche se col piede meno nobile, ma era praticamente entrata la palla, bravissimo Selusio sulla riga di porta. Ma quest'altra parte troppo facile la posizione di Caruso che si è trovato a tu per tu, ma pur essendo sul piede forte ha alzato troppo il tiro. Eccolo Caruso, Thiago Lemos vince il contrasto Brunelli, poi finiscono tutte e 2 a terra. Sul pallone l'intervento di Caruso, in questo caso mi sento di dirlo, probabilmente fischiata la spinta alle spalle di Bissoni. Calcio di punizione per l'Eco City, pareggiati i falli, arriva con il corpo Caruso, con il piede tocca nettamente il pallone. Matilara, Bissoni, Salas si oppone sul lancio del capitano odierno dell'Eco City. La chiama Brunelli e riceve ancora con la testa di spalle, ma per la seconda volta non riesce a trovare lo specchio. Bella palla sulla corsa di Calderoli per Venanzio che la sposta a Lara, lascia continuare il vantaggio, bello il pallone per Salas che sterza, Salas, tiro debole, para Di Ponto, Siddi dall'altra parte, non vince il contrasto Calderoli, arriva sempre pulito, poi il tocco morbido e qui più che un errore di Calderoli, ottimo il recupero di Siddi. Sì, bravissimo Di Ponto intanto sulla situazione dell'1 contro 1 contro Salas a rimanere sempre in piedi e a leggere poi le scelte di Salas. Qui sbaglia Ugherani nel controllo sul suggerimento da parte di Calderoli. Matilara a cercare sempre la profondità, a cercare sempre Brunelli. Venanzio gestisce con Calderoli, si trovano alla grande i 2. Salas sul mancino, deviazione Di Ponto, tiro anche se pur deviato molto leggibile. Qui con il tacco Siddi, unica scelta anche perché erano andati sia Brunelli che Lara in profondità. Allora ricomincia a puntare Salas, mette il piede Siddi, occhio al contropiede, Lara sull'out, Salas alle spalle, riacciuffa la sfera. Calderoli con il tacco verso Ugherani. Salas orienta sul pallone l'intervento di Lara, è un 3 contro 2 che diventa un 2 contro 1. Siddi prende la mira, prova a pizzicare sul primo palo, ma il pallone esce di pochi centimetri. Rimane questo il filo conduttore delle cose. Ripartenza e controripartenza, qui Calderoli aveva una situazione di superiorità, non sfruttava la Feldi, controripartenza e anche lì Siddi a tu per tu, palla di poco fuori. Occhio a Ugherani perso dalla difesa, lo guarda Taborda, Salas all'indietro, Calderoli cestina sul fondo. Qualche cambio per Antonelli che rimette in campo Caponigro al posto di Salas. Bissoni, Taborda, un po' di metri da percorrere.
Nem, stop Ugherani, irrompe e riparte. A sinistra Venanzio, Ugherani fa da solo, poi scarica su Calderolli. Arriva anche Caponigro, da ultimo Caponigro col mancino, trova la figura di Bissoni e il calcio d'angolo. 11 e 15 i minuti restanti. Venanzio con il destro, non trova lo specchio, il pallone termina alle spalle di Di Ponto, le squadre respirano. Resta alto in pressione la Feldi Eboli e anche De Oliveira si abbassa. Taborda, bello il dribbling a liberarsi di Caponigro, poi De Oliveira prolunga verso Nem, si passa a destra da Bissoni, resta staccato Taborda, Bissoni prova a girare, Taborda non lascia partire il mancino, ci ripensa e va da De Oliveira, spara alla porta, portato via a Caponigro in fallo laterale. Batte Taborda sotto gli occhi di Antonelli. Nem, arriva Nem, prende la velocità e anche lo spazio per tirare. Dalcin dice di no. Fallo laterale che va a battere Bissoni. Ancora per Taborda, ha capito che può far male quest'oggi in stato di grazia con il destro dalla distanza. Occhio a Nem che si è inserito alle spalle. Arriva Liberti per fortuna della Feldi. Fallo laterale. Resta ancora fuori il 14 aranciονero. Batte Bissoni. Si inserisce De Oliveira. Occhio a Dalcin che salva un probabile autogol di Selusio. Altra palla, Selusio spara alto, arrivato stanco forse alla conclusione. Sì, era stato bravo a chiudere la diagonale difensiva e anche fortunato perché poi la palla è rimpallata sul suo portiere invece che magari carambolare in porta. Bravissimo nella ripartenza, dinamico, un triangolo mobile molto rapido e la conclusione alta. E Nem ad imbucare per De Oliveira, si inserisce Taborda, palla sul destro, poi lascia Nem che la sposta, agganciato da Caponigro. Arriva anche il secondo fallo commesso dalla Feldi Eboli. Taborda sta cominciando a giocare su una delle sue mattonelle preferite, quest'out di sinistra sul quale lui gioca molto bene in fase di possesso sulle imbucate, un giocatore che ovviamente non dobbiamo descrivere noi dal punto di vista qualitativo, ma ci sono momenti della gara in cui dà un'accelerata anche carismatica alla gara e secondo me sta trasportando le così con il baricentro leggermente più in avanti. Adesso si incarica anche della battuta. Dalcin ne vuole due. Taborda va diretto, sbatte addosso a Calderolli e a Liberti. Taborda, Nem. Sovrapposizione di Pablo Taborda alle spalle di De Oliveira che cambia lato e va a giocare con Bissoni. De Oliveira, non c'è spazio da quella parte. Taborda di prima, Bissoni in appoggio, colpisce per un istante Liberti. De Oliveira trattenuto, libera verso Nem, chiede il fallo Ciro De Oliveira, ma l'arbitro lascia correre anche in questo caso. Ammonito Micheletto dalla panchina, in piedi a protestare in questa situazione. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, sempre 1-1 al Pala Cesaroni. Selusio, bello il taglio di Tiago Lemos per Liberti, che salvataggio di Bissoni. Bella la palla dietro le spalle, una delle palle più difficili nel momento in cui si è in ritardo da coprire per il difendente, perché poi il rischio autogol come in questo caso, bravo Bissoni a intervenire e a limitare i danni con un calcio d'angolo.
Pronto Selusio. Caponigro. Liberti aspetta Selusio nel suo lato. Caponigro isolato, calcia, devia di Ponto, poi Liberti non vince il rimpallo e si scatena Nem. Lo insegue Caponigro. Nem contro il 7. Ultimo tocco proprio di Caponigro, fallo laterale per l'Eco City. Di nuovo la mossa di Marin, dentro Siddi da power play. C'è anche Brunelli che sbraccia. Adesso che ha assaporato il campo ci vuole rientrare, Marco. Vediamo la scelta, vediamo se Taborda rimane basso, vediamo se è un minuto per gestire, per vedere la tipologia di difesa della Feldi. Vediamo qual è la scelta di Marin. Nem, Bissoni, Nem. Alza la pressione qui la Feldi Eboli, il pallone è liberato a Taborda che può correre, invece preferisce respirare. Sempre Nem. Non si fa attrarre la Feldi, rimane, prima aveva messo anche 3 uomini in fase difensiva e un difendente a fare quasi la spola, in questa volta si è posta in un 2-2 zonale. Vediamo però qual è la scelta dell'Eco City per attaccare o per gestire, vediamo qual è l'idea. Pablo Taborda contro Thiago Lemos, si riaffida a Bissoni. Nem, palla a metà strada, Bissoni, ancora Nem, sempre da Bissoni, alza col mancino Dalcin. Qui ci vuole anche freddezza per un'uscita del genere. Eh sì, i rischi sono alti, adesso c'è voluta prima freddezza da Thiago Bissoni per giocare una palla praticamente davanti alla linea di porta senza il portiere, e dall'altra parte per Dalcin per la scelta del tempo, perché una scelta errata è un cartellino rosso, quindi un portiere sa che nel momento in cui decide per l'appunto di uscire dalla propria porta in maniera così dinamica si assume ovviamente il rischio di farlo. Sette e 30. Bissoni. Corrono i secondi al Pala Cesaroni, mentre l'Eco City continua il giro palla per stanare il pressing da parte della Feldi. Bissoni, Taborda chiede lo scatto a Nem, il pallone è giusto, tocca Nem Dalcin. Occhio perché la porta dell'Eco City è libera. Siddi, pallone per Calderolli, rientra Di Ponto. Venanzio, Liberti. Pallone dentro, c'è Ezzi che prova ad arrivare sul pallone, tocca poi con il tacco, la regala all'Eco City. Anzi no, rimessa in favore delle Volpi. Qualcosa da dire al direttore di gara David Marin, non d'accordo con la decisione. Liberti, Calderolli, da Liberti, lo insegue De Oliveira, lo pedina, passo su passo, Liberti dentro Perezzi, di nuovo Liberti, ci mette il piede Taborda che esulta su questo salvataggio, calcio d'angolo. Vediamo se Dalcin si esporrà. Invece no, sembra tornare tra i pali. La piazza Venanzio, altra deviazione di Ciro De Oliveira, questa volta si cambia lato ma si va sempre dal calcio d'angolo. Pallone a metà strada tra Ezzi e Caruso, De Oliveira può portare su i suoi ma si dimentica del pallone. Allora ancora possesso per la Feldi Eboli a 6 minuti dalla fine. Caruso,
libera il destro Calderolli. Edo Di Ponto ci mette ancora le mani e ancora calcio d'angolo. Nel frattempo problemi per Nem, forse si rialza subito, vediamo. C'è comunque da asciugare quella porzione di campo. È un momento della partita dove la Feldi sta, diciamo, schiacciando nella propria metà campo l'Eco City. Il giro palla di Marin è proprio voluto, come dicevamo, a stanare questo pressing. Sì, ci possono essere varie motivazioni, quella credo più logica sia proprio quella di prendere in un momento focale, perché è stato fatto nello stesso momento sia nel primo tempo che nel secondo tempo, quindi anche a livello di minutaggio, quindi probabilmente c'è una valutazione anche di questo genere per poi fare una sorta di time out in campo dal punto di vista del respiro. Qui in 2 su Calderolli, la prende Nem, fallo laterale. Tocca Nem. Ancora Nem. Pallone per Caruso. In appoggio da Calderolli. Sfida Nem. Sterzata di Calderolli. Lo insegue, lo porta via Nem senza fallo. Bravissimo a non cadere nella trappola in questo caso. Taborda per Di Ponto. Va comunque premiata. Occhio qui a Caruso che anticipa Di Ponto. Poi se la ritrova il portiere dell'Eco City, che prova a servire Nem. Si è già schierata la squadra di Antonelli. Taborda. Duello fisico tra De Oliveira e Calderolli. Si lamenta di nuovo l'11. Scavetto di Bissoni. Taborda. De Oliveira. Ripulisce da Bissoni. Nem. Da uno sguardo ancora al numero 11. Fa sportellate con Calderolli. Venanzio arriva in anticipo e si prende il fallo laterale. Dicevo Marco, va premiata la tenuta fisica dell'Eco City, perché controllavo e la Feldi li ha messi tutti e 12 in campo. L'Eco City è ferma a 7 anche per i problemi che abbiamo detto. Assolutamente, sapevamo che la gara dal punto di vista delle rotazioni sarebbe stata una gara diversa tra le due compagini. Una delle caratteristiche più importanti secondo me della Feldi è quella di aver costruito un roster veramente con giocatori di simile importanza. La scava Venanzio. La mette giù Calderolli, poi Dalcin, vediamo se esce dai pali. Venanzio, di prima bello il tocco ma la legge Brunelli. Occhio perché si prendono Bissoni e Caruso, bello il lavoro di Bissoni in questo caso. Poi lo spinge via Caruso, il pallone è un regalo a Dalcin. 4 rimanenti. Calderolli. Per Caruso, anzi scusate, Liberti, che arriva in anticipo su Pablo Taborda. Calderolli, Selusio, Liberti, Caruso, limite dell'area, a contatto con Bissoni. Nem porta via il pallone e lo soffia a Selusio. Poi Nem isolato, prova a prendersi profondità, ma era stato anche raddoppiato alle spalle da Liberti. Adesso l'Eco City sta tenendo la partita e tiene ovviamente la possibilità di sfruttare un episodio, ma non vuole ovviamente creare un disequilibrio difensivo, mentre sta rischiando qualcosina in più, ma sta osando più che rischiando qualcosina in più la Feldi, perché Dalcin sta salendo praticamente su ogni azione. Vediamo e seguiamo Caruso, qui rimpallo che premia Selusio, che calcia addosso a Di Ponto. Altra grande occasione per la Feldi Eboli, a 3 dalla fine, 3-8 dalla fine, calcio d'angolo, anzi
fallo laterale per correttezza. Salas, alto sopra la traversa, batte Di Ponto su Taborda, presa in controtempo la corsa di Caponigro. Taborda arriva sul 7, poi perde il contrasto, occhio alla botta ricevuta da Taborda che resta a terra. Inferiorità numerica per l'Eco City, deve recuperare Taborda, no perché ha problemi, e allora Selusio. Salas, beh, posso dirti, Marco, in una partita così tesa vedere un gesto del genere così sportivo in contropiede è tanta roba. Sì, non è facile, anche perché non è dovuto, nel senso che comunque il 4 contro 3 l'arbitro non lo ha fermato, e quindi assolutamente sì. Adesso sinceriamoci delle condizioni di Taborda, che è rimasto a terra dolorante alla schiena. Ammonito Venanzio dalla panchina. Taborda ha qualcosa da dire con Dalcin, esce zoppicante e ci mancava solo questa per così di Marco. Sì, speriamo assolutamente che non sia nulla di importante, perché il roster è limitato, quindi da questo punto di vista, da quei 4-5 giocatori che sono in ripresa per l'Eco City e che nel mese di maggio l'Eco City spera di recuperare per i playoff. Si scambiano opinioni David Marin e Luciano Antonelli. Tutto nella norma. Ultimi 2:43. Sicuramente di fuoco. Liberty cambia passo, Calderolli taglia il campo per Caponigro, resta Salas a fare da pivot. Caponigro lascia partire la conclusione, centrale per Di Ponto, che poi alza su Nem, con la testa non riesce a tenerla nel rettangolo di gioco. Se ne sono andati altri 30 secondi, 2:15. Selusio. Liberty. Salas nell'1 contro 1 con Bissoni che mette il piede. Poi prova a portargli via il pallone. Bissoni in avanti. Viene rialzato al suo avversario. 120 secondi da adesso. Appena Selusio rimetterà il pallone sul terreno di gioco. C'è bisogno del cambio perché ci sono crampi anche per Tiago Bissoni. Quindi dentro De Oliveira. Quintetto un po' insolito, Marco. Sì, diciamo quelli che sono rimasti più che quelli che si può scegliere, perché ovviamente... Occhio perché, scusate, seguiamo un attimo l'iniziativa di Selusio. Dietro per Liberty. Sfida De Oliveira. Liberato ancora il 77, Selusio. Si agganciano al centro dell'area Brunelli e Caponigro. Torno da te, Marco. Sì, adesso vediamo se la Feldi sale ancora con il power play. L'Eco City sta stringendo i denti, ma non disdegna di ripartire in maniera verticale. Eccolo. Agguanta Di Ponto. Nem prova a sfidare Salas in una porzione molto rischiosa. Lancio in profondità per CD, che arriva insieme a Dalcin e copre ancora la traiettoria. Per questo dicevo, non sta esclusivamente l'Eco City pensando a difendere. Occhio intanto alla giocatona, poi Di Ponto su Calderolli. Non ci posso credere, impossibile come parata. Brunelli ha recuperato Selusio. Siamo già ancora dalla parte offensiva della Feldi, che qui con Liberty
Trova il rimpallo favorevole, calcio d'angolo, te la lascio commentare Marco. Oh, dicevamo che non sta disdegnando, comunque time out adesso. Ha accelerato in quest'ultima fase la Feldi con la volontà di portarla a casa, ma le Cositi con le difficoltà che sottolineavamo, non ultime quelle dell'assenza adesso di Taborda, però non sta esclusivamente facendo una melina, un possesso per far passare tempo, ma sta cercando verticalmente l'episodio, quindi due squadre che in due diverse maniere cercano comunque l'intera posta. E poi l'abbiamo detto, Di Ponto è un gran portiere Marco, ma in questo caso sta diventando un fattore più che un gran portiere. Sì, un ragazzo che conosciamo bene, che ha avuto la pazienza, la capacità, la tenacia di stare dietro a un colosso come Stefano Mammarella e anche nelle mani di un gigante come Mauro Cederoni si cresce a questa maniera, ma lui è da tanti anni che è diventato un grande portiere, sta veramente facendo una crescita esponenziale e in questa partita lo ha dimostrato. Rientrano Bissoni e Taborda, ancora si tocca la schiena il numero 14. Sale dal Cin, vediamo se solo per riprendere il pallone, adesso torna nella sua metà campo, resta comunque all'altezza del tiro libero. Il piazzato che attraversa tutta l'area di Selusio, rinvio per Di Ponto, 1 minuto 5 secondi. De Oliveira ripulisce da Taborda, Bissoni, Nem, Bissoni, De Oliveira, Taborda, Tiago Bissoni, Taborda, di nuovo basso De Oliveira, lascia solo Nem alto, eccolo il pallone per Nem che prova a fare la stessa giocata della finale, voleva replicarsi, ma il pallone stavolta termina fuori. Replicarsi sulla stessa mattonella contro la stessa squadra, voleva assolutamente replicarsi. Dal Cin, ultimi 30 secondi, Liberti, Liberti trova il corridoio per Selusio, c'è spazio per Liberti, il pallone ottimo, Liberti sul secondo palo, Bissoni fondamentale a 10 secondi dal termine. Bella ripartenza, Liberti probabilmente col piede destro non è riuscito a fare l'ultimo passaggio in maniera pulitissima. Liberti in appoggio, male, e allora forse regala l'ultima occasione alla squadra di Marin. E infatti il mister delle Cositi chiama il time out. Taborda è sulle gambe Marco. Sì, sicuramente con qualche difficoltà, vediamo la scelta. Adesso non credo ci sia una scelta di Quinto, perché potrebbe ovviamente essere pressato e potrebbe essere un rischio lasciare la porta scoperta. Probabilmente una scelta posizionale con un rilancio su una boa per poi magari sfruttare una seconda palla. Vediamo, perché in 8 secondi ovviamente il tempo è veramente poco. Si riposiziona la Feldi, Venanzio si prende Giulio D'Oliveira e Calderolli Nem. Sì, la posizione magari con un lancio boa e un solo giocatore che andrà sopra, ma ecco. Tocca Venanzio, prova a salvarla e ad allontanarla, 3 secondi. Finisce qui una partita bellissima, 1-1 tra Cositi Genzano e Feldi Eboli, due grandi squadre che sono certo, Marco, che ci regaleranno un bellissimo finale di stagione. Assolutamente, escono tutte e due convinte dei propri mezzi, rinfrancato le Cositi dal fatto che con un roster al limite ha potuto tener botta davanti a una compagine così importante ed è convinto ovviamente le Cositi che con un roster totale
potrà veramente ben figurare nei playoff. La Feldi continua a essere una grandissima squadra, lo ha dimostrato anche oggi in questo tratto finale dove ha accelerato e voleva portare a casa l'intera posta. Io ringrazio chi ci ha seguito e vi do appuntamento a martedì tra 2 settimane per un'altra sfida casalinga delle Così di Genzano. Il saluto da Alessandro Brizzi E da Marco Di Fazio. alla prossima.